cosa. Comunque state tranquilli che a Sassel Manzano siamo a Colinoghe. Beh, qualcuno ci sarà, lo do per scontato. Avete mai sentito parlare di Silius, questo piccolo paese ma tanto importante per la nostra cultura folclorica? Luca Schirru, avvicinati un attimino, mi fate un applauso a Luca Schirru. Povera mamma Gianna, cosa gli ha combinato questo alla mamma? Aveva ancora 4 anni, praticamente eri ancora in fasce. Questo iniziava a suonare o voleva suonare, sa mamma non schia di te faghere, ma in te ne fago io di questo vizzino. 6 anni, l'occasione propizia, la prima della sua esistenza legata a un suono della tradizione isolana, la festa di Santa Maria ad Utta. Viene attratto da una piccola armonica a bocca, l'organettino dei ciechi come lo si usa, ma mica si è fermato là. Conosce Ziantoi Casula e lui gli deve tantissimo e Ziantoi Casula gli mette in mano un ubipiriolo, non quello di Ala dei Sardi, un po' più piccolo. Ma non basta, lui si fa accompagnare, aveva solo 12 anni, a Selargius, e a Selargius che incontra all'interno della scuola civica il grande maestro di Launeddas, Luigi Lai. Quindi praticamente noi abbiamo a che fare con un polistrumentista completo e adesso ci darà veramente atto della sua bravura, accompagnato però dal vostro ragazzo prediletto che è Matteo Casula. Applauso a Luca Schirru. Lorenzo.
e bravi. E adesso la facciamo, Luca? Dove stai scappando, no? No, perché non ce lo fai un ballo con l'organetto? Quindi considerato che sono astuto. Noi ti portiamo una batteria, se vuoi una tastiera. Dai, ce lo fai un ballo? Dai, 2 minuti così. Sì, è bravo. È bravo. È un grande polistrumentista, ma Luca. Oh, ha iniziato a 2 anni, non lisco, qualcosina l'avrà imparata questo ragazzo. Luca Schirru e come basta grazie Luca, salutaci tantissimo Silius, abbiamo anche là tante belle conoscenze. E adesso andiamo in baronia, la bassa baronia, una baronia che ha prodotto nel tempo tanti grandi suonatori che ancora oggi onorano le piazze di Sardegna, ma non solo, portando veramente questi gesti legati all'organetto diatonico un po' in tutto il mondo, ma anche i gruppi folk, quindi forte identità culturale folclorica che riappare e riaffiora anche grazie a Lorenzo Chessa. Mi fate un applauso a Lorenzo, una semplicità d'animo ed una professionalità, guardate, di quelle d'altri tempi.
Lui naturalmente all'interno della sua famiglia ha il povero papà che adesso sicuramente stasera vigila dal cielo, che lo segue con amore, lo segue con passione nei suoi veramente primi passi, e l'organetto diatonico è diventato piano piano motivo della sua esistenza, e oggi possiamo affermare che è un maestro che dona, ripeto, con semplicità le sue note anche ad altri ragazzi, ai giovanissimi, perché questo straordinario repertorio, questa straordinaria carica culturale non venga mai a mancare. Sono tanti i ragazzi che suonano e stasera ne avremo anche una riprova con uno dei più giovani suonatori, Lorenzo Chessa, quindi, che arriva da Ergoli, e da Ergoli arriva questo primo ballo tipico da piazza. Su Ballo Brincu, Lorenzo Chessa. Grazie.